Stesso a vedere sono purtroppo venuto a vedere il spettacolo di Gio Belmonte col biglietto. Sarei venuto a vedere Fulvio Falzarano, però non posso far vedere. Questo biglietto omaggio. Aspetta un momento. Questo biglietto omaggio, chi è il biglietto omaggio? Li ho barattati con un ma come non porta a me? Ma che mi pulisce l'orecchia poi Buonasera, buonasera, ben trovato, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Ben trovati a tutti quanti. Allora vi devo avvertire subito del fatto che stasera c'è la televisione, insomma. Lo spettacolo non cambia, però siccome magari ci potrebbe essere qualcuno che è venuto con l'amante e non vuole essere ripreso, forniamo dei passamontagna. Nell'eventualità non si sa mai, insomma, queste sono cose che vanno tenute presenti, le potete chiedere tranquillamente alla cassa. A questo punto possiamo iniziare, diciamo, il spettacolo normalmente. Per fare il spettacolo mi servono 3 persone. Perché servono 3 persone? Perché è un processo e allora mi servono 3 giurate, diciamo. Per fare questo io di solito divido la sala per categorie, no? Per sapere più o meno come siamo suddivisi. Allora, tutte le donne con la cellulite alzino la mano per vedere come stiamo. Ma che bugiarderia, guarda. Vediamo se gli uomini sono più onesti. Tutti gli omosessuali alzino la mano. Tossicodipendenti? Vabbè, allora faccio la selezione classica, diciamo, servono 3 persone. Allora io chiudo gli occhi. Ma non si può fare niente, però, ma bello, non si può fare niente. Allora scendo in sala e vengo a cercare, e ci sarà un omosessuale, lo troverò, ce ne stanno, no? Ah, ma bello, vediamo se tu stai solo qua, dai solo, no? Tu. Come mai sei solo? Ci sarà un suo perché cammina, vai sul palco, omosessuale, cammina, vai sul palco. Non ti preoccupare che non ti lascio solo, trovo un tossicodipendente e te lo manda. Allora, tu come te la cavi dal punto di vista del... Vieni, no, perché tu ti la faccia proprio da drogato. Vieni, ti puoi accomodare. Allora, tu cominci a raccontare cose divertenti là sopra, Allora, conoscetevi tra di voi, lui è omosessuale, vi potete baciare, fate solo quello che volete. E intanto vediamo se trovo una signorina disposta a venire sul palcoscenico, ci sarà una signorina, ecco, quella si è girata dall'altra parte, va a dire mica chiamerà a me, no? Vediamo se... Tu sei signorina? No, tu non sei, scusi, mi sono sbagliata. Vieni, va, dai, non c'è niente, mi accomoda. No, passiamo da quell'altra parte perché ci sono motivi tecnici per cui... Accomodatevi pure al centro voi, accomodatevi pure al centro, ecco qua, sali pure. Là, però, beh, congratulazioni, bene. Oh, bene, eccoci qua, aspetta, fatemi intrufolare qui in mezzo. Allora, possiamo cominciare a conoscerci, diciamo, possiamo... a rompere il ghiaccio, così speriamo solo quello. Allora, come ti chiami? Federica, benissimo, Federica, così per conoscerci, una piccola intervista. Tu usi la pillola? No. Per conoscerci, per sapere insomma come stiamo combinati. Vabbè. Allora, Federica, per rompere il ghiaccio, ma tappo gli occhi, tu cacci una zizza, indovina se la destra o la sinistra, queste cose, giochi natalizi, mercando in fiera, queste cose, ma vabbè, Federica, allora... Tu come ti chiami? Gabriele, tu sei tossico? Tu sei quello tu sei tossico, benissimo. San Patrignano oggi era vacanza, Gabriele, vatti a fare una passeggiata. Tu come ti chiami? Gianluca, Gabriele. Allora Gianluca, tu sei proprio gay da sempre. Allora, voi che siete ognuno nel suo, diciamo, abili nel buco, se riuscite a trovare quello del sipario, vi potete infilare dentro. Ecco, di solito prima le signore, però non va niente, accomodate pure. Allora, io adesso entro, perché ancora il spettacolo non è cominciato, diciamo, no, io adesso entro e ci vorranno 5 secondi per aprire il sipario, non di più, insomma, non facete scemi che quando sarà il sipario non ci sta nessuno, aspettate, veramente.
E ci metto un attimo, entra e cominciamo. Un attimo, entra e cominciamo. Allora Gabriele, tu sei pronto? La fascia intorno al braccio, si leva la siringa, Federica, tutto a posto. Benissimo, possiamo cominciare, apri il sipario, cominciamo, facciamo proprio il teatro vero. Signore mia, ma te lo giuro, non è colpa mia, signore, non è colpa mia, te lo giuro. Te lo giuro, è la gente che è confusa, non è colpa mia, signore, che c'è l'ingegneria genetica, si dà l'utero in affitto, una volta si diceva l'utero è mio e lo gestisco io, mo si dice l'utero è mio e lo gestisce Tecnocasa, ma non è colpa mia, signore. Non è colpa mia se la gente è confusa, non sa se lavarsi le mani prima o dopo aver fatto la pipì, facessero come me, se lo lavassero durante e risolvono il problema. Non è colpa mia, signore, se fanno la pubblicità allo shampoo, che c'è quello che non usa lo shampoo giusto, tiene una forfora sulla spalla, gli hanno fatto il presepe qua sopra, con uno schliff che parte da qua, arriva fino all'orecchia, e due tossicodipendenti che non hanno capito una mazza che da dietro si vippano tutte cose. Non è colpa mia se fanno la pubblicità degli assorbenti con le ali, non è colpa mia. Che se vedi qualcuno che vola non è un angelo, uno che tiene le mestruazioni, ma non è colpa mia, signore. E non è colpa mia se ci sono le vacanze intelligenti, che c'è gente che parte alle 2:34 del mattino e si ritrova con milioni di intelligentoni che sono partiti tutti alle 2:34 del mattino, e c'è un deficiente che parte a mezzogiorno, non trova un cazzo di nessuno, ma non è colpa mia, e non è colpa mia, signor, ma te lo giuro. Non è colpa mia se il mio cane il giorno di Ferragosto mi ha abbandonato sull'autostrada, signore. Ci ha messo 5 giorni per tornare a casa, l'ho trovato pure incazzato. Mi ha detto, cosa fai tu qua? E non è neanche colpa mia se la gente è confusa, continuano a dire abbiamo sconfitto la fame nel mondo, infatti grazie a Dio quelli che avevano fame sono quasi tutti morti. La gente è confusa, continua a dire al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, che c'è gente che continua a farsi le pere, non gliene frega un cazzo di quanto è buono il formaggio. La gente, signore, è confusa, continuano a mettere i cartelli sui camion, attenzione trasporta cavalli da corsa, e sui comuni degli albanesi mancano un cartello, che marina, peggio di cavalli, signore mia. E non è manco colpa mia, signore, te lo giuro, se nazi skin si radono la testa senza passare alla USL, come è previsto per qualsiasi normale circoncisione, non è colpa mia, signore, te lo giuro, non è colpa mia, e non è colpa mia, no, te lo giuro, e non è neanche colpa mia se quando torni a casa trovi la segreteria telefonica, premi un bottone e senti ciao sono io, richiama, io chi cazzo sei? Nome e cognome, facciamola finita. E non è colpa mia se quando compri un computer esci dal negozio con sto cascione in mano, l'hai pagato 8 milioni e incontri uno che ti dice ma come hai comprato il modello vecchio? Ma quello lo danno in omaggio all'AGS se fai più di 30.000 lire di spesa. Basta, avvocato Rosario Sanza! Okay. Non è il momento della ringa questo! Ok, non ti incazzare. Non ti adirare! La vuoi smettere di dire parolacce per me? Per me, per Dio! Ah, scusa, ma allora è possibile che tu debba sempre divagare? Un avvocato deve essere conciso! Quello è il problema, non sono avvocato, signore, ma te lo giuro, veramente non mi piacciono i processi, non guardo Perry Mason, guardo Santa Alighieri, il giudice dei puffi, ma raramente. Questo non è un processo qualsiasi, Rosario! Questo è... il giudizio universale! Madonna che esagerazione! È il diluvio universale, il giudizio universale, ma fa una cosa condominiale, no? Si peggio McDonald's. Basta divagare, avvocato Sanza! Non siamo qui per mangiare, ma per giudicare l'umanità. E siccome io sono infinitamente giusto, ho deciso che ogni uomo, anche il più banale, anche il più fetente, ha diritto a un avvocato che lo difenda. Ho capito, ma io che c'entro in tutto questo? E chi meglio di te? Tu sei proprio il prototipo dell'uomo qualunque, del cretino, del poveraccio, del signor nessuno, dell'inetto, dell'incapace, del banale. La tua bontà è infinita.
Non solo di bontà infinita, ma di sincerità discreta. Ho capito, tu sei banale in tutto, sei separato, hai paura della disoccupazione del futuro. L'unica cosa che leggi è la gazzetta dello sport, miri alla pensione, fai un lavoro che non ti piace ma speri solo che non ti licenzino. Banale! Ho capito, ma pare che i banali non tengono mancano pregi, ma bene. Perché ce l'hanno? Cazzarolo, sono onesto, signore, ma te lo giuro, non parlo mai al conducente, mai. Non occupo mai la corsia di emergenza, a meno che le altre due non siano appilate dalla fila, ma in linea di massima non le occupo mai. La carta per terra la butto solo se non mi vede nessuno. No, esemplare. Andiamo avanti, Rosario, qua ci sono dei capi d'accusa ben precisi. Ma quali sono questi capi d'accusa? Cancelliere, leggi l'atto d'accusa. Per quelli che stanno sempre a tripaperare a più frisco sotto i pinocchi da alloggia ci fanno pure i spiritusi a cannarizzate con baga che non è fatto da papia che corpo sul letto, quelli che non vanno andro e butta io può cargallozzo per il mio bertaccio, quelli che arrabbia li si mettono la mano io a saccoccia per cacciare fuori qualche cosa, quelli che se gli si introfia il sangue e vanno biasti mannu de coffò, quelli che si infrattano gli uperi e vanno smucinando sotto le mutanne per fare cose susce, quelli che sono tutti issi, quelli andri in sogni sciuno ed è finito gli lurzano, ma vade ma noi narcudinato. Chi è chi, signore? È Cancelliere. E cancelliamola allora. È Gabriele. Ho capito ma come parla, non si capisce, dov'è questo, signore? So da Spoleto, vicino a Sisi. Come San Francesco, Rosario. Ma San Francesco parlava con l'animale, signore. Chi sta da parlare che è cristiano non si capisce, signore. Con tutto il rispetto, signore. Mamma bella, veramente, no, non è per essere irrispettoso. Questa è la tua immagine e somiglianza, signore. Che vuoi dire? No, con tutto il rispetto si nagliava che eventualmente. Sei bello tu. No, lo dico perché pare un pellicano, ma bella. Perché c'hai qualcosa contro le ali? Una pomata, ma a parte sto fatto. Secondo me questo qui è invidioso perché non sa volare. O sputo in faccia io. Senti, Jonathan Livingston, fa una cosa, lieve davanti, signore scusa, ma stava scritto in coppa per C'è scritto che gli uomini qualunque che tu tanto bene rappresenti sono accusati di essersi macchiati di tutti e 7 i peccati che sono alla radice di ogni male. Come combinate? Avete vissuto nel vizio, anzi nei vizi, 7 per l'esattezza, i 7 vizi capitali che io stesso ho istituito e che tu di certo ben conosci, Rosario, no? Certo, chi non conosci? Ecco appunto, allora vai ad elencarli, su, uno per uno. Certo. Elencali tu, io li ho istituiti. Quello che li istituisci non l'elenca. No, si fa una cosa per ora. Avanti. Uno alla volta. Una alla volta, che tutti 7 un momento, metti in diretto, vuoi piano piano. La cosa, un momento, sto pensando, l'Aventino, il Palatino. Avvocato, quelli sono i 7 colli di Roma. Che però la capitale pensavo che ci azzeccava in qualche modo. Su. Mammolo Brondolo Cucciolo. Quelli sono i 7 nani che c'entrano con la religione. Non ti incazziamo, lei va a vedere se te li possibile ricordate. Che tu non conosca i 7 vizi capitali. Li conosco. Non hai mai frequentato il catechismo? Teneva una suora che era bella sulessa, signore. Sorprendente si chiamava. Era una cosa. Era alta così, signore. Come tutte le suore d'altra parte, ci deve essere un suo orificio basso che la monaca mi esce corta, diciamo, no? 1,20 m di palla di larda, era una cosa, signore, bianca e nera, una bella comodità, perché come la mettevi, diciamo, sempre bianca e nera mi rimaneva, no? Carina, ci assomigliava pure, barba, baffi, uguale, proprio bellissima. Lei era di Pozzuoli, però aveva fatto il suo orificio a Firenze, no? Mi ricordo quando diceva oh bimbi, o ci si mette in fila, oh bimbi, ci si, chi destra muerto, mettete in fila. Era colorita, diciamo, nel parlare, era manesca, ci abboffava di palate, guarda, ma no, pure quando ci accompagnava a fare la pipì era una tragedia, traffico, parevano un benzinario, signore, era una cosa. Però una cosa la sapeva fare, cucinava, ma non cucinava lo vedi che una cosa la sapeva fare? Sì, Don Ginepro non sapeva fare manco quella. E chi è Don Ginepro? E prete, no, di quando ci confessavamo da bambini, che diceva da quanto tempo non ti confessi? Dicevo 2 settimane, no? Dice hai commesso atti di libidine? Che ne parlammo a fare, signore mia? In 2 settimane mi era venuto un braccio come Schwarzenegger,
Dico sì. Quanti? Facciamo un forfait che non se ne parli più. Dice non si può fare, allora dicevo 2 volte, poi alla fine della confessione ci ho detto le bugie e così sistemiamo pure tutte le puttanate che ho raccontato a lui durante la confessione. Lui ci dava la penitenza, ci battevamo in betta, eravamo allenati perché bastava cambiare la quota e la cosa ci veniva benissimo e potevamo fare la comunione, che era nata tragedia greco-romana, perché si azzeccava sempre l'ostia sotto al palato. Passavamo le mezze giornate, non si poteva toccare con dita, capito? La gente pensava stare in estasi. Io cercavo di staccare quella plafoniera che si era azzeccata là sotto. Perché onestamente, signori, i tuoi sacramenti per noi uomini hanno sempre avuto, come dire, quell'aria un po' da telequiz. Come da telequiz? Ma sì, dai, quella cosa che se ti confessi a Pasqua vinci il Totocalcio, se passi sotto la Porta Santa ritiri 20.000 lire senza passare dal via, che la specie Monopoli. Io, ma per chi mi hai preso? Sono Dio! No, lo so, parlavo dei tuoi rappresentanti. No, tu parlavi tanto per prendere tempo. Sì, tutta questa sparata perché non ti ricordi i 7 vizi capitali. Me li ricordo, non te li ricordi. E allora te li dico io, ciuccio che non sei altro. Accidia, avarizia, gola, invidia, ira, lussuria e superbia. Tutti in ordine alfabetico, bravo. Avvocato, come ti dichiari di fronte all'accusa? Sono innocente. Ammetti che voi uomini qualunque vivete nel vizio e dovete quindi essere condannati per l'eternità? Ma non l'eternità, hanno messo in libertà tutti i mafiosi, ma a me per l'eternità. Senti Rosario, lascia perdere che è meglio. Forza. Lascia perdere. È troppo, l'eternità è troppo. E cominciamo dall'inizio, vai. Cominciamo dall'inizio. Saluto. L'accidia, Rosario. Hai qualche testimone che possa dimostrare di non essere preda dell'accidia? Se solo sapessi che cazzo è Rosario! Che capperini all'accidia? L'accidia, Rosario, l'ignavia, l'infingardaggine, la neghitosità, come la chiami? Non in inglese, diciamo, ci sarà una parola italiana che corrisponde a questo fatto. No, l'accidioso è quello che non gli va di fare niente, il pigro, la morte, è chiaro ora? Il pigro è appiccicoso, non si capisce, pigro si capisce. E allora, avvocato, hai qualche testimone che possa provare che quelli come te non sono accidiosi? Qua dietro tengo un testimone nel recinto dei testimoni, il signor Ciro, che è un industriale che non solo ci piace di fare, ma ci piace di fare bene. Mo va a benissimo, vai. Scrivi, l'avvocato va a prendere il testimone. Vai, Rosario. Gabriele? Sì, mio signore? Gabriele, scusami, ma tu veramente non sai volare? Ma tutti gli angeli volano. Ma no, volano solo quelli con brevetto. E tu non ce l'hai? Ma hanno bocciato all'esame. Ma come bocciato? Sì, ci stia Sant'Antonio che i maiali. No, visto mi sono bruciato su un burchito. Non ci stia manco San Daniele, se no ci portavamo a casa un bruciotto. Dai, Gabriele, non scherzare, su. Aquilini, allora stai all'aeroporto, bravo Aquilini. Allora tu mi devi prendere il scecco dell'OPEC e me lo devi portare all'ufficio perché stiamo discutendo il prezzo del petrolio. Buongiorno. Bravo. Il scecco dell'OPEC si conosce perché te una tovaglia in capo, capito? Con spaga, perché la mappina in capo con spaga. Un momento, sto parlando di telefono. Questa è un'aula di tribunale, quale momento? Buongiorno, con chi parla? Avanti. Con Dio. Ci possiamo mettere d'accordo. Senta, non faccia il cretino, lei è qui per testimoniare. Sono testimone. Bene, allora cominciamo. Che fa lei nella vita? Sono industriale a tutto rotondo, ecco. Bene, uno dinamico. Esatto, sono uno di Napoli e sono industriale a tutto rotondo. E come ha cominciato? Ho cominciato da zero, guarda, se ci pensi mi viene ancora la pelle di maiale, una cosa poverissima, vedi? Arravogliavo le cambiali per pippare la cocaina, una povertà, una cosa. Non teneva manco l'idromassaggio, pensa, mangiava i fagioli e faceva il bagno per ottenere quel simpatico ribollio che fa tanto bene alla pelle, diciamo, no? Ma ho sempre fatto affidamento sul mio fisico straordinario, sempre, ho fatto tutti i mestieri, ho fatto il macellaio, ammazzavo i tori con una scorreggia, cose incredibili. Poi piano piano, lentamente mi hanno regalato una televisione privata, Teledebora si chiama, come mia figlia, non la gestisco io per evitare il conflitto di interessi, la gestisce mio figlio Pier Ciro,
io non voglio sapere niente, diciamo, proprio non ci voglio entrare. Io la uso soltanto per fare qualche spot elettorale, ma non mi si conosce perché metto la calza davanti all'obiettivo, ma metto in capo e risolvo il problema. Senta, possiamo andare avanti, signor Ciro? Lei fa l'industriale, abbiamo detto. A tutto rotondo, esatto. Tengo una fabbrica di giocattoli didattici. Non so se avete mai sentito il slogan: so giocattoli Ciro. No. Strano, perché è un slogan famoso, diciamo. Comunque noi produciamo proprio l'Allegro Viados, non so se l'avete mai sentito, che è un gioco da tavola che con una pinzetta bisogna strappare le palle a un omosessuale, diciamo, no? Se non grida avete vinto e se no purtroppo avete perso. Facciamo anche le figurine didattiche, i poche niente. Sono delle cose straordinarie, perché il bambino apre la bustina e dentro non ci trova niente, no? Così si abitua che da grande, quando io lo assumo, nella busta non ci trova niente, è già abituata. Che facciamo la Barbie che si droga, è bella sulessa, con una siringhina o un laccetto emostatico, ma bella, bella, bella. Ma il nostro fiore nell'occhio per quanto riguarda la giocattolleria è Ciccio Bello nudo su internet. Lo produciamo in Russia e lo esportiamo in tutta Europa, e chi frequenta il nostro sito in omaggio il piccolo cinico. Grazie, è tutto? È tutto, se era tutto era rovinato. Noi teniamo una fabbrica di medicinali, non so se avete mai sentito il slogan: sono medicine di Ciro. No. Oggi cagniamo slogan, no, non va niente. Noi produciamo la pillola per la cellulite, la produco io con le mie mani, proprio impasto, sugna, zoccolo, foc, esce questa pillola che ne bastano 12 e ti viene la pelle come un cinghiale, una cosa che fa... E la fa passare? No, la fa venire la pillola per la cellulite, capito? Fa venire la cellulite, perché c'è a chi gli piace l'arte, diciamo, no? Produciamo anche la pillola per la calvizie, ne basta una e ti pettini per tutta la vita con la pelle di Dai, una bella comodità. È rivoluzionaria perché ti puoi lavare la testa senza bagnarti i capelli, è una bella comodità, Ma il nostro fiore nell'occhio per quanto riguarda la medicina, diciamo, è il Viagral. Guarda, lo fa diventare tosto come il marmo, diventa, viene tutto il calcare intorno e diventa duro, ma duro. Tiene qualche controindicazione perché non è elastico e si può spazzare, ma per il resto, signor Ciro, che cosa? È un master, non mi aspetta un momento. Che cosa? Un momento, non problemi, hai del fibrocotto un poco alto, dai. Pronto, Aquilini? Allora hai trovato il scecco dell'OPEC. Bravo, parlare, bella logica, è certo. Bravo, stanno tutti quanti sul pullman. Bravo, e dove vanno? Allo stadio. Deficiente, che è l'Atalanta, cretina. Non è arabo, è bergamasco, imbecille. A te t'hanno mangiato i cani, t'hanno mangiato. Non t'avevano legato cordone umbilicale quando sei nato, deficiente. Sì, ti lascio un'email sul tuo sito, sì, www.aquilini.com e merda così. Ciro! Deficiente, credito! Ha finito! Ma che ho finito? Noi purtroppo ci è scaduto proprio da pochissimo l'esclusiva che tenevamo, non so se avete mai sentito il slogan, è Giubileo di Ciro! No! Ma facevamo cose incredibili, il tele salva l'anima Cirelli, che guarda... Tu te lo appendi al collo, premi un bottone e lui cerca, arrivano 100-200 preti che ti danno l'estrema unzione, ma una comodità. Faceva l'acqua santa spray e l'acqua santa stick, che per il pellegrino è una mano santa l'acqua santa stick. Ma il nostro fiore nell'occhio per quanto riguarda il Giubileo di Ciro è sempre stata la cintura di castità col telecomando, guarda una cosa. Il tele salva la figa Cirelli, è una cosa. Senta, signor Ciro, può andare! Ma che possa andare? Il problema è che la gente non vuole lavorare, quello è il problema. Noi ci perdiamo occasioni straordinarie, ci siamo persi il Gay Pride come occasione di lavoro. Potevamo assumere 100, 200, 500 killers per eliminare quella banda di ricchioni che è arrivata a Roma. Perché il ricchione va accettato e noi teniamo una fabbrica d'accetta, non so se avete mai sentito. Sì, sono le accette di Ciro. L'ho sentito, sì. Bravo. L'ho sentito. Bravo. Meno male all'extracomunitario che gli piace di lavorare, e io li aiuto agli extracomunitari, gli accendini che vendono glieli do io, sono accendini di Ciro, guarda, e non è che se non li vendono mi incazza, capito? L'altro giorno è venuto uno, non ne ha venduto manco un accendino e gliel'ho comprato io, 1.000 lire e gli ho comprato l'accendino e poi l'ha già appicciato. E non è che faccio l'accendino per perdere tempo, no, l'altra parte.
Certo, tra gli extracomunitari stanno i più preferiti e i meno preferiti. Wambua è uno dei più preferiti. Quando è arrivato dall'Africa era solo, triste e solitario. Io l'ho messo in una roulotte insieme a 74 suoi connazionali. Una bella allegria, una bella vivacità. La mattina esce dal cassetto, sveglia tutti quegli altri, è una festa, guarda. Io gli ho messo lo scaldabagno a gas, lo scaldabagno non funziona ma il gas sì, e la sera si addormentano tranquilli, e li tratto come figli, pensa, non gli do lo stipendio, gli do la paghetta, pensa che sensibilità, e per rispetto al loro colore li pago in nero, tu pensa che brava persona che sono io. E io li porto a lavorare e loro si lamentano quando arrivano, dice ci gira la testa, ci gira la testa. Li porto con la betoniera, ma io dopo devo andare in cantiere, non è che posso perdere tempo, capito? E li tratto come bianchi, li lavo a 90 gradi, perché contro la melanina c'ho l'unica soluzione, la varechina. Ciro, lei è una bestia! Sapeva la solita magistratura comunista, guarda là, guarda, ma ci rivediamo in tribunale. Ma se siamo già in tribunale! Ecco perché ve ne approfittate, capito? Fuori! Me ne vado. Fuori! Ricchione, comunista, me ne Via vado, di me ne vado. E chi è quello là? Cominciamo bene, eh? Ti porto un testimone, non è affatto pigro, bell'esemplare davvero. Quello non sarà accidioso, ma fa schifo, è un animale, una bestia. A te non ti va bene niente, signore. Quando uno è pigro dici no, chi è pigro è peccatore perché è pigro. Chi non è pigro dice no, chi non è pigro. Sei da avvocato, basta così. Su. I signori della giuria sono pregati di non tenere conto di quanto sta dicendo l'avvocato, in quanto non pertinente con i capi d'accusa. No, mi oppongo, vostro onore. Che si oppone? Sono obbligati a tenere presenti le testimonianze dei dopo la Cidia troviamo l'avarizia. Chiamate. Rosario, che c'è? Non mi sento buono. Che cosa c'è adesso? Io non ce la posso fare. È entrato un barile di greggio con la chitarra. Quello è un punto musicista, che barile di greggio. Voi state inguaiato in paradiso. Ma perché? Non è un paradiso, è circolo arce, signore. Senti, Putto, falla finita, su. Putto? Non facciamo puttanata e levatananza, forza. Scusa Gabriele, ma tra tutti i putti a disposizione, dico io, proprio Ugo. Quell'anno sono impegnati per un concerto di Santa Cecilia. Perché Sant'Anna non è morta ancora, se no ne avesse capito. Vabbè, Rosario, su. Proseguiamo. Qui dagli atti risulta che voi uomini qualunque siete gretti, meschini, avari, incuranti del prossimo. Ma quale avari? Perché il testimone è andato a fare la lezione di giapponese, se no te lo dimostravo io. Perché la lezione di giapponese? Giapponese, perché il testimone dell'avarizia, caro il mio signore, è un volontario civile e ci potrebbe essere un terremoto in Giappone, deve essere pronto per andare. Anzi, mi prega di dirti che siccome non c'è mai stato in Giappone, se lo fai questo terremoto lui andrebbe volentieri a fare la Cosa? Io dovrei fare un terremoto? Ma questo è pazzo! Ma quale pazzo? Questa è gente bravissima, è un uomo straordinario, organizza feste di beneficenza per raccogliere fondi. Pensa, ha fatto una festa 137 milioni, ha raccolto 58.000 lire, guarda una cosa. Poi non sapevano che fare con questo denaro, hanno saputo che in Africa stanno inguaiati, gli volevano mandare una bottiglia di punte messo, guarda una cosa. Poi hanno pensato, no, ringraziando la Madonna in Africa non c'è bisogno dell'aperitivo per avere fame, dice allora che facciamo? Hanno comprato una tuta da sci e gliel'hanno mandata a un bambino adottato a distanza nella savana. Nella savana? Lo devi vedere con la tuta da sci, è bellissima. L'anno prossimo gli mandano pure gli sci, è una cosa. Ma questo secondo te è buono? Questo è guarda, tutti gli anni va a Lourdes con la mamma, figurati, la mamma è benemerita della medicina, ha fatto più di 100 operazioni, signori miei, tutte di plastica, si è rifatta completamente, pure l'intestino. Teneva delle pieghe antiestetiche nell'intestino, mo tiene l'intestino liscio, la devi vedere, signori miei, la mamma tiene 83 anni, ne dimostra 4 per darti una regolata. Ma sempre col fratello anche, tutti gli anni. Perché si è rifatto pure lui? Il fratello va a Lourdes perché si rifà, si comincia a fare la mattina presto, dice. A mezzogiorno già si è rifatto 4 o 5 volte, la sera l'ha mettata sulla mente. Senti, Rosario, ma è possibile che la terra sia ridotta in questa maniera? Ho mandato mio figlio qui per risolvere il problema e in 2000 anni non è successo nulla. Quello è il problema, 2000 anni, signore, sono troppi 2000 anni, la gente si dimentica. Tuo figlio è venuto, ha raccontato una parola saggia a un'altra persona, la quale l'ha raccontata a una terza persona e già non era più saggia, diciamo, no?
Figurati quando passano centinaia di generazioni. E che cosa avrei dovuto fare? Spedire giù mio figlio tutte le settimane, tanto per rinfrescarvi la memoria? No, sarebbe con la tecnologia un casino. Tuo figlio nasce, si interrompe il telegiornale, dicono è nato il figlio di Dio, con Berlusconi che smentisce. Non ho avuto nessun figlio! Sono i comunisti che gettano fango sulla mia immagine, non si può fare, signore. Ma pure internet è un casino, che fai siti www.biancanatal.it, non si può fare. Povero San Giuseppe costretto ad andare in tutte le trasmissioni televisive a pubblicizzare l'evento. Barabba che sorpresa, e va San Giuseppe. Ah, vabbè. Il bue e l'asinello tutte le settimane a Super Quark, non è possibile. Le piedonne a harem, ma pure la pubblicità che fanno gli omogenizzati cresce da Dio, non è una cosa plausibile, no signore? Ma pure il povero Gesù, io me lo immagino che a 20 anni l'assumono alla fine, investe insieme a chi? Chi lo fa l'annunciatore? Alle 8 il grande fratello, alle 8:30 il frate minore, ti pare una cosa è brutta, no? Ma pure Gesù che gli fanno fare il numero con Lazzaro, che dice Lazzaro scusi, che ci fa con le Lumberjack? È lo sponsor, dice il produttore. Anzi, lei dovrebbe dire Lazzaro alzati e cammina comodo con le Lumberjack. E non guardi Lazzaro, guardi la 3, Gesù si rifiuta, Giuda si impicca all'albero delle idee, Foppa Pedretti, Gesù esce sdegnato in motocicletta dallo studio, lo fermano i carabinieri, alto là, attento al libretto, giovanotto, leggo qua una trina, in 3 motociclette senza casco, come la mettiamo, giovane? E Gesù che dice appuntato, mio padre ha creato la terra, e il mio la zappa, caro mio, che può fare? Puntate, io sono la luce, ehi papà bulletta, è regolare, puntate, io sono il verbo, io ti faccio verbale, ora. Appuntato, prima di stasera sarà con me nel regno dei cieli. Giovane, faccia una cosa, mi segua in questura, piacere, che ne parliamo là. L'arrestano sicuramente, gli danno 2 anni e 6 mesi, i giornali ne parlano per 2 settimane, poi si scordano, gli sponsor cambiano testimonial, pigliano mengacci. Noi a quest'ora invece del cristianesimo tenevamo il mengaccesimo, che non è una bella figura, vedete, se tutto va bene, perché se tutto va male Gesù, colto dalla depressione, si comincia a fare le pere, muore d'eroina. E noi al collo invece di una croce tenevamo la siringa appesa a non mi pare una cosa. E allora se era nato nel terzo mondo e moriva di fame ci avevate una forchetta appesa al collo. Poi del terzo mondo ne parlammo eventualmente. Il terzo mondo non si è classificato male, voglio dire, abbiate la medaglia e bronzo buttato. Ma no Gabriele, quello Rosario! Ma che imbecille! Stu cretino! Ma come cretino? È un arcano! Ma quale arcano? Un cretino pettinato come bottiglione là di rete! Rosario, ma non ti permetto di parlare così! Imbecille, deficiente! Non sputare! Ah, miseria, sti imbecille! Rosario, lasciamo stare mio figlio e torniamo a noi. Con la cilia e l'avarizia non ve la siete cavata bene. Ma direi in modo ignobile. Come la mettiamo con la gola? Le placche, però mo tenga a sciarpetta. Avvocato, sto parlando della gola come vizio. Sto parlando del desiderio smodato, dell'avidità, della cupidigia, della smania di avere. Mi risulta che tutti voi ne siate schiavi, è vero? Qualche cupidigina, ma qualche smaniuzza, ma soffesseria, signore. Noi su questa terra viviamo di purissima spiritualità, signori miei. Ma mica le cose antiche come le tue in paradiso, quelle obsolete, che io me le immagino che vanno noiate, ma non cosa canta la mattina sera. Alleluia, oh, alleluia, due palle, alleluia. Rosario! Ti incenerisco io, sai? Ma guarda come mandi in giro questi, sì? Chi sta parzia settimana, ma bella cagonna lunga, forte. Chi là che la chitarrella 83 anni, pippa pare Cristina D'Avena. Senti, questi mi hanno dato, che dovevo fare? Ho capito, noi siamo del terzo millennio, signore, siamo gente New Age. Scrivi, l'avvocato va a prendere il testimone New Age. Ecco, vai che è meglio, vai. New Age, con 2 New Age. Putto, tu sei proprio figlio d'arte? Proprio figlio putto. E infatti mamma sposa raccomandava tanto. Putto, provaci e ti fulmino. Amico, fate ciò. Amico, fate ciò. Ma chi è? Amico, fate ciò. Amico, piano piano.
Paticchio, il pallucello, amico Paticchio. Buongiorno. Lei chi è? Buongiorno fratello, sono Bhagwan Rai-Ban, colui che guarda verso la luce, fratello. Tu chi sei, fratello? Sono Dio. È un buon inizio, fratello. Però mo ti dico io come si fa veramente a essere Dio. Sono Dio, io lo so come si fa a essere Dio. No? Allora fammi un miracolo. Fammi apparire una mozzarella e bufala da 54 kg, forse. Pure fammi apparire 270.000 lire che faccio abbonamento a stream per guardare Napoli. Sai, io non faccio miracoli su ordinazione. Io sì, faccio sparire cose in supermercato senza fare suonare allarme, che può fare? Faccio sparire autoradio dentro macchine che riappaiono per miracolo dopo 2 settimane a Furcello. Che cosa? Marò. Che c'è? Vado in estasi, fratello, vado in estasi. Io sono molto preoccupato per la giuria, fratello, hai capito? Perché stanno sottovendo e ci viene una permanente, fratello. Perché io sono sempre preoccupato per esseri viventi. Beh, mi fa piacere che si preoccupa per gli esseri viventi. Tutti, amo tutti gli animali, dalla zoccola in su tutti gli animali amo, guarda, a me mi piace molto il figlio di Piero Angela, grande animale, mi piace molto Licia Colò, ma molto. Veramente mi piace moltissimo Licia Colò. Io mangiavassi proprio Licia Colò, la verità. In senso mistico, in senso molto mistico, perché noi il nostro ashram siamo veramente molto mistici, che facciamo delle... Che cos'è questa cosa, fratello? È musica New Age. Ma ti faccio un quiz, fratello. Dove te lo ficco quel ciuffolo se non darò... Fakiro! Non le sembra di essere un po' violento? No, noi contrari violenza, noi fare sempre sfilate contrari violenza, tutti i fakiri. L'altro giorno ho fatto sfilata, è arrivato il gruppo di Naziskin, uno ha sputato, fakiro davanti a me ha abbassato, sputazza ha preso me in questo occhio. Ma io serafico, tranquillo, ho guardato Naziskin e ho detto lui, allora io devo scassare te capo a palate e rompere te tutti i denti con crick per ti fare capire che io contrario violenza. Quello ha sputato un'altra volta, fakiro ha abbassato un'altra volta, sputazza ha preso me in altro occhio. Non ci ho visto più, fratello. Preso fiaccola, filmata, ha appicciato fakiro davanti a me, pace all'anima sua, ma sono cose che succedono. Sì, capisco, sì. Mi vuole spiegare come sarebbe diventato fakiro? Per folgorazione. Io aggiustavo contatore, frate Franca, folgorazione è diventato fakiro. Adesso faccio lettura contatore e lettura aura contemporaneamente. Faccio anche catalessi tutte domeniche, per 5 ore guardo trasmissioni di Carlo Conti, rincoglionimento totale, per 5 ore catalessi con... Una specie di droga? No, noi contrari droga, noi il nostro ashram, preso ragazzo che si drogava, era larva. Peggio di Gabriele, era una cosa... No, peggio di Gabriele no, un po' meglio di Gabriele, comunque insomma era... Smesso di drogarsi, è diventato uno stronzo. Adesso io do a lui soldi per andarsi a drogare, meglio larva che stronzo, fa meno casino e noi stiamo più tranquilli. Allora parla a me, non ci capiamo, Allora, se indovini quiz, io regalo te ciuffolo di queste dimensioni con dentro pile che fa un bellissimo effetto, non lo devi neanche Signor Fakiro, che eh? cosa fate nel vostro ashram oltre a dire idiozie? Noi viviamo in contatto di natura, e noi viviamo con sorella acqua, certo facciamo sorelle zanzare di questa maniera. Che fakiressa Catiuscia tutta notte con ciabatte. Chi è Catiuscia? Fakiressa Catiuscia, detta mucca pazza, guarda. Perché? Vegetariana? No, perché è una maiala e noi la chiamiamo mucca pazza, capito? Però noi facciamo vegetariano e facciamo macrobiotica perché la carne ci inquina. E la verdura tombola. E io ti sputo un faccio, ora. Senta, e lei fa questa macrobiotica? No, mi devono uccidere a me per fare macrobiotica. Io maiale me lo mangio proprio vivo, comincio da orecchia, che arriva fino a codino sputazzo ogni ossicino di tanto in tanto, ma raramente. E quando Adepto viene da me che mi dice, maestro, ma tu mangi maiale, tu rincarni quello che mangi, se mangi maiale tu rincarni maiale. Io guardo lui e dico, se mangi finocchio rincarni finocchio. Meglio maiale potendo scegliere, no, proprio potendo andare a controllare. Poi che facciamo? Facciamo urinoterapia, grandi risultati, sostituito tè della mattina con pipì.
sostituito anche Nutella, non voglio te dicere neanche qualche cosa mi sostituito risparmi, Nutella. grazie. Guarda, è stato un momento, ma io sento molta gente qui, forse è meglio che io vado, forse. Perché? È timido? No, perché tutta gente qua a casa nessuno posso fare miracolo, sparizione televisori. Vai via! Vai a vedere se l'ho preso, Gabriele! Lo fulmino! Che bella soddisfazione! L'hai chiappato proprio in pieno. Ah, sì? La puzza necotica bruciata dell'aglio dopo Bene, me. bene, Ho capito, va bene, ma fa chi resta cadiuscia, ti scappano i fulmini, ti fai piare Che c'hai da dire, Gabriele? Stai al tuo posto tu! Pure che... signore, no, è che è un problema tecnico. Stavo facendo l'interrogatorio alla Fagressa Catiuscia. Certamente c'è stato un fulmine e mi sono trovato a fare le flessioni su un mucchietto di cenere, signore. Per forza, ho abbrustolito il fakiro, la fakiressa e tutta la famiglia. La famiglia è fatta buona, ma l'interrogatorio dura 3 minuti, ma poteva lasciare la Fagressa, signore. Senti, Rosario. Non è che serviva tutto. Rosario, perché ho fatto bene con la famiglia? No, la famiglia perché è un gruppo di malati di mente, però voglio dire... Ma perché? Che cos'ha di tanto grave sta famiglia? Perché non nasce una famiglia, signore, non è che la gente nasce famiglia, nasce normale e poi diventa famiglia, no? Papà non è che nasce papà, nasce normale e diventa papà. E questo lo stupitea, diciamo. No? Gli crea una sindrome, diciamo, di depressione totale, signore. Ma ti faccio l'esempio. Spiegati meglio, Allora, su. il papà sta che legge il giornale nel salotto. Ecco, c'è il bambino che gioca con la pallina, no? Tunf, tunf, tunf. E il papà legge e il bambino gioca. Tunf, tunf, tunf. E il papà è anche affettuoso, dice: amore, non giocare con la pallina, dai, che disturbiamo il professor Lo Russo al piano di sotto. Dai, forza. Poi si scassa la televisione e non possiamo più vedere Tom e Jerry. Vai nella tua stanzetta a giocare con la pallina. Forza. Tunf, tunf, tunf. Tunf. Tunf, tunf, tunf. Quella cazzo di pallina, amore, ma bella, forza. Che poi devo litigare tutti i giorni con quell'imbecille di Lo Russo. Avanti, che poi lascia sempre pure aperta la porta dall'ascensore. Non riusciamo a vedere Tom e Jerry, tua madre non vede Amadeus che fa le domande, io non posso guardare il telegiornale che tanto non mi facete guardare mai, perché tra Tom e Jerry e Amadeus non si riesce a guardare a frenzola i telegiornali in questa casa. Vai nella tua stanzetta che sotto sta la mamma di Lo Russo che è sorda e non sente, ma bella. Tunf, tunf, tunf. Tunf. Tunf, tunf. Quella cazzo di pallina te la ficco nel culo, è chiaro? A te e a Lo Russo una palla da rugby e la televisione ti scassa in capo e così eliminiamo il problema di Tom e Jerry e di quell'imbecille di Amadeus che fa quelle domande idiote che piacciono solo a quella troia di tua madre, va bene? E ti ci muro vivo dentro la stanzetta, capalla a bocca e scotch torna e ti toglie le braccine e le gambette e voglio vedere come cazzo fai a giocare con la pallina. Ma non dipende da me. Non dipende da me. Ma fa impressione. Ma è il papà, signore, è il papà. Ma la mamma è peggio, signore. Mamma. Perché la mamma è sadica, signore. La frase preferita della mamma è: ve ne accorgerete quando non ci sarò più. È una tragedia, signore mia. Lo sport preferito della mamma è quello di farti venire i sensi di colpa. Tu la chiami al telefono e dici: pronto mamma, come stai? Lei ti risponde: chi parla? Chi ti dice: mammina, cazzarola, tiene un figlio solo, chi ha da parlare? La mamma è capace di dire cose inenarrabili. Ho i brividi, forse ho la febbre, mettiti il golf. Io, ma mettetelo tu, ma che può avere? La mamma è capace di dire: cambiati la mutanda che se vai sotto un trattore e ti portano all'ospedale, che figura ci facciamo? Ma come arriva a ragione? Che ti dici, mammina? Già quando lo vede arrivare da lontano il trattore, pure se tenga la mutanda pulita, diciamo, no? Se ne va tutto il ben fatto. Ma ora che mi portano in ospedale, la mutanda si è disintegrata, mammina mia. Non la trova più manca la polizia scientifica, cerca di capire, mammina. La mamma per cattiveria, perché per un fatto di cattiveria ti fa addormentare con le favole. Cappuccetto Rosso teneva una famiglia di deficienti. Noi ci siamo addormentati con una famiglia di deficienti per tutta l'infanzia, signore.
La nonna di Cappuccetto Rosso è ringoglionita. Tiene 98 anni e abita nel bosco. Ma vai nell'ospizio, deficit. Che costringi la gente in da sto bosco, non sarete. Che mamma di Cappuccetto Rosso che gli dà il cestino, tieni, vai dalla nonna, ciao, in bocca al lupo, bambino, facciamo noi. Parte, arriva nel bosco e incontra il lupo più imbecille della storia del WWF, lo incontra lei. Perché un lupo normale vede una bambina di 5 anni e sta magna, no? Chi sta a fare una iacovella che non fornisce mai? Dove vai, bella bambina? Dalla nonna, mo ti fotto io, parte il lupo. Arriva dalla nonna, bussa, toc toc, chi è? Cappuccetto Rosso avanti, vedi che è ringoglionito. Ma pure se tua nipote tiene la voce di Fausto Leale. Nel giorno che sei ingoiato la spazzola per i capelli. Come fai a confonderla col lupo? Infatti il lupo entra e giustamente si mangia la nonna. E qua avviene il capolavoro della fiamma. Perché un lupo che non è un malato di mente piglia una mazza da baseball, si mette dietro l'uscio, come entra quella deficiente con il cappello rosso in capo, piglia la mazza, ce la chiava in faccia, pum, e si mangia la nella, no? Chi sta no? Questo si mette la camicia da notte, la cuffia con le orecchie che esce, perché il lupo è anche un bravo sarto, ha fatto le asole e ha fatto escire il ricchio e si infila nel letto. E quando arriva quell'imbecille di 5 anni, invece di dire guarda là che figura niente, hai perso completamente la tua dignità di lupo, che cosa dice? Dice oh nonna che peli lunghi che hai. Ma chi tiene per nonna? King Kong? Chi tiene? Pure se quella non si fa la ceretta dal 34, come fai a confonderla? Ma provate voi signori della giuria, mettete un lupo nel letto di vostra nonna e vedete se assomiglia a vostra nonna. Se gli assomiglia fate ricoverare quella povera vecchia, perché non sono cose avvocato, non divaghiamo sempre, non sono su cose plausibili. Dove eravamo? E dove eravamo? Lo vedi? Non ricordo, mo signore, dove eravamo? C'è tu, però pure tu, dove eravamo? Gianluca, dove eravamo? Dove eravamo Gianluca? Un lupo e... Il lupo, sciocco. Gabriele, dove? Guarda il labiale, dove eravamo? Leva la vera e dove eravamo? Mi sono un attimo perso. Si è persa nel suo mondo. Federica, dove eravamo Federica? Alla gola? Ne vogliamo discutere in albergo da me per te? Rosario! Quale albergo? Siamo seri, su! Gabriele, vediamo se lo sa lui. Dove eravamo? Su. Eravamo che lui ha detto mi servono 3 persone da portare sul palcoscenico per fare la giuria. No, Gabriele, quello era... Ma Rosario! Imbecille, cretina. Guarda, se non la finisci con... Tu non tieni la chirica, tieni una cicatrice, una lobotomia. Non ti permettere, Sei un deficiente totale. Rosario! E ci siamo persi che la bella occasione era Natale, lo facciamo che patano. Oh, non dirlo neanche per scherzo, Rosario! Bellezza, con uno spiedino e con la spada nella coccia, poffate, oh! Era una meraviglia, signore. Comunque eravamo arrivati all'invidia. All'invidia. E qua, caro qua avvocato... qua casca l'asino, mantieniti, se no va in terra, mantieniti, che casca l'asino. Qua ci sono accuse molto circostanziate. Sì, signore. Mi risulta che voi uomini qualunque vi rodete dall'invidia, desiderate sempre quello che non avete, non siete mai contenti, è vero? Ma chi te le dà queste informazioni? Chi ti dà queste informazioni, signore mio? Ma tu che idea hai di noi? Ma fammi capire, tu veramente puoi pensare questo, signore mio? Ma tu pensi che uno di noi, uno qualsiasi di noi, invidia, che ti devo dire, Tom Cruise? Solamente perché si tiene a Nicole Kidman, ma come ti viene in capo? A noi ci fa anche un po' pena il povero Tom, che torna a casa e chiama la moglie Nicole. Nicole è di spalle, si gira, para Venere i botticelli. Noi con orgoglio torniamo a casa e chiamiamo con orgoglio le nostre mogli. Filumena! Filumena è di spalle. È meglio che non si gira. Comunque anche se si gira la differenza è minima.
Che Venere Botticelli, che è proprio un Botticello, signore. Nicol con sto culo a questa altezza che per sedersi deve chiedere il permesso di atterrare alla torre di controllo. Filumena che non è mai decollata, sta sempre a terra, signore mia. Nicol con delle cosce lisce come il velluto, Filumena con delle vene varicose grosse come marmitte catalitiche. E tu veramente pensi che noi possiamo invidiare Tom Cruise? No, caro mio, no. Per noi l'importante è partecipare, non vincere, come diceva Le Corbusier, caro mio. Chi? Le Corbusier, caro mio. Ma se quello era un architetto. Caro mio, E allora non lo diceva e lo disegnava, deficiente. Dai, andiamo su, Rosario. Appuntato, scrivi. L'avvocato va a prendere il testimone. Appuntato, scrivi. Vai! Scrivo appuntato? Da quell'altro. Signore, quando pesce vanno in appuntato? Ma tu non sei un appuntato, sei un angelo e devi scrivere il testimone, ci dimostrerà che l'importante è partecipare, non vincere. E quando pesce vanno in vincere? Ti sei ambientato subito laggiù, Vieni a grattarmi proprio qua. Vieni a grattare, tengo l'eritema. Vieni a grattarmi proprio qua. Gabriele, mi tieni la canna? Già, fosse bella. Stu cosa che sfida la legge di gravità. Un'anaconda gigante dentro la mutanda. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama lei? Oscar, diminutivo di Oscar Rafone, buongiorno. Mi dicono che la sua attività principale è tifoso. La mia attività principale è veramente andare alla discoteca, e teniamo una discoteca che si chiama Rasputin, che è in russo, in italiano sarebbe Asputazia, ma in russo è molto più elegante. Buono! Fai la cuccia, buono! Ma con chi c'era? Scusi. Mi si imbizzarrisce il capitone, è pericoloso. Ma quale capitone? Andiamo avanti, gli ho messo su! neanche la museruola, gli ho messo solo il guinzaglio, ma mantiene con il guinzaglio. Senta, Oscar! Buono. Beh, insomma, siamo un gruppo di amici, no? Un gruppo di amici serial strunze, diciamo, no? Che andiamo sempre in questa nostra discoteca a sentire le nostre canzoni preferite. C'era un ragazzo che come me tiene i foruncoli come bignè, fatti mandare dalla mamma a fare in culo. Le nostre canzoni preferite, diciamo, no? Poi a un certo momento, quando si è fatta una certa ora, andiamo a mangiare il cornetto caldo, che è la nostra droga, perché io non mi drogo, caro mio, io non prendo l'estasi perché tengo la gastrite, prendo l'estateca e fa bene qua, e fa bene qua. E quindi sto tranquillo. Neanche a dire che vado alla discoteca per acchiappare le femmine, perché io sono fidanzato con Sharon, una ragazza cubo, 1 metro per 1 metro per 1 metro. Una bellezza rarissima, guarda, lei è ragazza cubo perché sta sul cubo, noi siamo ragazzi sfera perché stiamo sulle palle quasi a tutti quanti, diciamo, no? Beh, comunque Sharon è veramente molto bella, tiene il piercing all'ombelico, un ferro di cavallo con tutto cavallo attaccato, una cosa, l'apparecchio per i denti in ghisa che quando sorride sembra un termosifone, che la prima volta che l'ho baciata tenevo il piercing alla lingua, ci hanno dovuto dividere all'itazite, è stata un'esperienza veramente molto psichedelica, ma proprio la prima volta che l'ho vista ne ho sentito una vibrazione in mezzo alle cosce che l'hanno registrata i sismografi del Vesuvio, per capirsi. Perché Bossi lo tiene duro, Bossi vicino a me deve cantare noi puffi siamo così, balliamo notte per darti una regolata, sempre per darti una regolata. Comunque insomma Sharon anche quando ha visto me ha sentito una vibrazione, pareva un budino, ploplom, tant'è che si è spogliata immediatamente. Per me Sharon nuda è un monumento alla mozzarella di bufala, anzi proprio alla bufala, diciamo, no? Quando l'ho vista nuda non ho resistito, appena ho capito qual era il davanti e qual era il di dietro, diciamo, ci siamo accoppiati selvaggiamente e lei è rimasta subito incinta. Alla 3ª settimana sembrava Nightmare. All'8° mese di gravidanza gli ho dovuto regalare un chiodo con dietro scritto Goodyear perché almeno parevano dirigibili, no? Al 18° mese di gravidanza in discoteca si sono rotte le acque, la discoteca ha dichiarato lo stato di calamità naturale, guarda, è stata una tragedia.
Meno male che fuori tenevo il trattore, diciamo, no? L'ho caricato sul trattore e lei diceva portami ospitale, portami ospitale, portami ospitale. Sembravamo un carro allegorico di Viareggio. Comunque siamo arrivati all'ospedale, no? All'ospedale lei ha sgravata, diciamo, no? Ha sgravata. È nato questo bambino che ho capito subito che era figlio a me. Ho guardato nel pannolone e ho capito che era figlio a me, diciamo. Lo chiamo Capitan Findus per darti una regola, no? Non dire un bastoncino, dire un tronco di pesce, una cosa spaventosa. E io con questo bambino, diciamo, mi diverto molto perché facciamo gli sport estremi, facciamo il no limits, facciamo i jumping. Il jumping è quella cosa che uno si butta con l'elastico, no? Ma non con l'elastico normale, che è troppo facile, io mi butto con l'elastico della mutanda, guarda, una cosa. Mi lega all'8° piano per la mutanda, mi butto giù, scendo con una faccia incazzata, sembro Charles Bronson, torno su, sembro Topolino. Le palle mi arrivano qua, guarda, è un'esperienza altamente psichedelica. Buono, stai tranquillo, buono. Buono che dopo ti porto fuori, stai tranquillo, mi si imbizzarrisce. Beh, comunque io sono venuto qua a fare il testimone dei sport, no? Sì. Perché noi siamo assai sportivi, diciamo, molto. Io e il mio gruppo di amici Siria Strunz, guarda, andiamo sempre a vedere la partita. L'altro giorno siamo usciti, siamo andati a vedere la partita, abbiamo incontrato un gruppo di persone, ho detto perché siete quel gruppo inglese, i Metal Fanatic in Concert? Ma hanno detto no, siamo i Metal Meccanici in corteo. L'unica cosa inglese che tenevano erano le chiavi inglesi. Le mazzate che ci hanno dato. Ci siamo pisciati sotto dalle risate. Un'esperienza altamente psichedelica che sono dovuto intervenire i carabinieri. Quando ho visto i carabinieri non ho resistito perché io sono molto spiritoso, simpatico e divertente, diciamo, no? Allora glielo guardate e ho detto, la sapete l'ultima sui carabinieri? E glielo raccontato. E stanno 4 carabinieri, una macchina, vedono una signorina e uno dice quanto può? E quella dice 20 davanti e 50 di dietro. E quelli dietro dicono perché noi di più? Guarda le risate. Ridevano tutti, meno i carabinieri, ridevano tutti. I carabinieri si sono incazzati, ci hanno abbuffato di palate, ci hanno portato in questura, ci hanno chiesto i documenti, ci hanno arrestato. Non corrispondeva più manca l'altezza. Vai via! Me ne vado, ma senza bisogno di farsi prendere dall'incazzatura. Ti faccio pepare io da ridere, via! E che cos'è? Un mondo di deficienti? Io credevo che almeno il mondo dello sport si fosse salvato. Mi avevano detto che lo sport è sano, che fa bene. Faceva bene, lo facevano fare a quelli che stanno inguaiati, no signore? E chi sono quelli che stanno inguaiati? E chi sono quelli che stanno inguaiati? I malati, i vecchi, i tossici. Perché questa gente qua non fa lo sport? I tossici fanno lo sport? E che ne so? L'Olimpiadi dei tossici, ne hai mai sentito? Gabriele, tu fai l'Olimpiadi. Gabriele che fai 100 metri piano. Lo start spara 8 volte. Alla nonna Gabriele si dice a po' per niente fa sto bordello, no! Ma hai fatto una recciata, andiamo che devo fare la maratona 42 km a piedi. 42 km a piedi! Cazzo, ce l'hai 100 lire che prendo l'autobus, dai signore. Ma pure la staffetta 4% che partono, aspetta c'è ancora un tirino. Sono forti nel tiro, quello sì, nel tiro sono forti. Il tiro al volo è più complicato perché se c'è vento, diciamo, è un problema. Ma credo che siano forti anche negli sport invernali. In montagna li portano, vedono tutto bianco. Oh! Stiamo imbaravissimi, ma pure i vecchi, dai signore, pure i vecchi che fanno, li portano a sciare a Courmayeur, che sarà proprio a portare col mare. Non stiamo qua, Courmayeur. No, ieri stavamo all'ospizio. Oggi, stiamo, che vedi tutto bianco, vedi tutto bianco perché tieni cataratta, e che ci fa? Sci in braille eventualmente. Li mettono tutti in fila davanti allo ski lift che i più fortunati se li portano col catetere. Quegli altri tutti in fila con le cosce larghe che come passa il piattello, pum! Glielo sparano sull'ernia del primo che fa un urlo, quello dietro gli va in cortocircuito l'apparecchio acustico e lo ritrovano a taormina. Dai signore, non so che arrivano su, cominciano la discesa con lo slittino, capadella, che vedono, dice guarda la Pasquale che posizione perfetta, ma qua posizione chi l'ha 4 anni che sta così? È una periartrite, no, non so cosa. Lo sport non va bene signore, lo sport è una moda, ma all'Olimpiadi uno vince 100 metri a nuoto, tutti i bambini d'Italia a fare nuoto, centinaia di bambini che ha bronchite, ha broncopolmonite,
30% affoga, le mamme isteriche per i capelli bagnati, la cervicale. L'unica cosa che il nuoto fa bene ai bambini è che nella piscina ci mettono la varichina e il bambino esce pulito. È l'unica cosa. Ma pure la scherma, signore, pure la scherma, basta che uno alle Olimpiadi scivola su una buccia in banana e infila quell'altra. Tutti i bambini che vogliono fare la scherma, mamma voglio fare la scherma, e le mamme rimbambite, sì amore, allora domani compriamo la sella e gli speroni. Mamma il fioretto, ma che bravo bambino, ma vuole fare i fioretti, mamma cazzo la spada. E le mamme comprano spade, sciabole, scimitarre, daghe, alabarde, maschere da scherma, maschere da antigas, caricano tutto sulla micra, vanno a fare questa lezione che dura 20 minuti, costa 800.000 lire e alla fine della lezione il bambino dice mamma a me la scherma non mi piace. Da domani voglio fare le arti marziali, le fa anche il mio amico Pasquale, per cui lo sport non solo non va bene, ma costa. Vieri, il calciatore Vieri, in un anno costa più di quanto non costa la ricerca del cancro nello stesso anno. Per cui tu puoi andare allo stadio, puoi vedere vincere la tua squadra del cuore, ma non puoi esultare perché tieni il cancro ai polmoni e non riesci a urlare. Che cazzo lo fa, signore mia? In tutto questo, miseria, signore, in tutto questo ci si è messo pure Bossi che vuole fare le Olimpiadi della Padania. Sì, che vuole fare. E chi è Bossi? Bossi. Che è? Un orso? Animale generico, diciamo. Mi si incazza l'orso, se no, signore. Comunque vogliono fare le Olimpiadi della Padania, no? Si sono riuniti tutti i capi della Lega in questa pizzeria, la brutta Napoli. Dici come facciamo, come non facciamo, si sono messi d'accordo, diciamo, sulle specialità, perché loro dice sono forti, la Lega dice sono forti in sputo e lungo, sono fortissimi. Bossi è stato per 3 anni consecutivi campione europeo di scorreggia tripla, guarda, è una cosa non si ricorda, anche di lancio del braccio, è fortissimo. Per cui ha detto noi partecipiamo e ha cambiato pure le misurazioni, non c'è più il metro e centimetro, ma come unità di misura c'è il piede di Bossi, no? Proprio, che per fare un piede di Bossi servono 12 pollici di Bossi. Per un pollice 2 maroni di Bossi si fa un pollice. Rosario. Con 2 piedi di Bossi si fa uno stronzo di Bossi che è proprio diciamo l'unità base. Rosario, mi stai facendo venire il mal di testa, la vuoi finire di prendere tempo? Io non ne posso più, io ti trasformo in una statua di sale e così rimani per l'eternità. Piano piano. Ti ho avvisato, uomo avvisato, mezzo salato. Ho capito, ma non ti incazzare. Rosario, saluta i parenti, basta, non ne posso più, basta. Non tirare, forza, non tirare. Ma chi tira? Fammi il piacere. Chi tira? Tu hai detto. Che può tirare? Chi tira? Con la virgola e rare, che può tirare? Ah, la virgola. Se tu sei onnisciente, vedi che in grammatica Orista sei onnisciente. Vabbè, ho sentito male. Senti, allora Dio ti assista se tu che porta macchina, appiccio da stamattina e te la vai. Rosario, ho sentito male. Tu, virgola, assista, no? Potrà capitare una volta pure a me o no? Ho capito, signore. Irare è la parola giusta, irare, ho capito adesso, perché guarda caso, è proprio dell'ira che ti volevo parlare. È un altro vizio che mi risulta molto comune tra voi uomini. Anzi, mi risulta che non ci sia uomo al mondo che non sia prima o poi preda dell'ira. Concordi? Secondo te la calma e la virtù dei forti l'avete inventata voi in paradiso? No, caro mio, l'abbiamo inventata noi. Vado a prendere il testimone, vado a prendere. Vai che è meglio, su. Signore. Che vuoi? Ma prima ti sei arrabbiato veramente? Gabriele, io devo fare così, se no qua ognuno fa quello che vuole, capisci? La situazione mi sfugge di mano, devo avere il pugno di ferro io. No, mi è piata una paura, ho detto, a lui lo trasforma in una statua di sale, a me mi fa una statua di pepe, ho detto. Facciamo un'insalata mista, Gabriele, vai, su. Colonnello, buongiorno. Sì, allora, bravissimo colonnello, la truppa di pace dal punto A me l'ha spostata al punto B, bravo. Anche i missili a testata nucleare, esatto, quelli ecologici con marmitta catalitica, bravo. Generale, buongiorno. La devo lasciare, colonnello, arrivederci, buongiorno. Generale, ci illustri la vostra posizione pacifista. Sono felice che mi diate la possibilità di spezzare una lancia a favore delle forze armate di tutto il mondo, tanto bistrattate. Pochi ricordano che la funzione dell'esercito è portare la pace. Siamo contro coloro che predicano la violenza, perciò siamo in armi.
Non si sa mai. Andiamo laddove si soffre, laddove ci sono guerre, per portare una parola di conforto, cibo, acqua, coperte. Non dimentichiamo che metà della popolazione mondiale vive sotto la soglia della povertà, 400 milioni di bambini non hanno da mangiare ed è compito anche nostro soccorrere chi soffre e portare speranza. Bravo, bravo. Da molte parti si sente dire che le spese per la difesa sono alte, ma la pace costa cara ed è ora di finirla di riversare sui militari le colpe di tutto quello che succede. La temperatura del pianeta aumenta, è colpa dei militari. Ma ringraziate la Madonna. Non dovete più spendere in cappotti, potete andare in giro con la canottiera, no? Il livello del mare aumenta, è colpa dei militari, ma ringraziate Dio, non dovete più andare al mare, il mare viene da voi. C'è il buco nell'ozono, è colpa dei militari, ma il buco ve lo faccio io in fronte, altro che il buco nell'ozono. Ci accusano di esportare nel terzo mondo gli scarichi industriali, la monnezza, ma quale monnezza? Sono armi seminuove, ma quale monnezza? D'altra parte quei poveretti non tengono armi, non tengono punizioni, qualcuno gliele dovrà pure dare. Noi teniamo i magazzini pieni di armi usate, che facciamo? Le buttiamo nei cassonetti, ci facciamo i fuochi d'artificio, non tutto questo non ci fanno più usare neanche i nostri ragazzi per fare il servizio militare, quella banda di ricchioni. Ci stanno 400 milioni di bambini che muoiono di fame e glielo diamo noi da mangiare. Ma se la guadagnassero la pagnotta, andassero a fare la guerra, perché se non volete la guerra a casa vostra, da qualche parte bisognerà pure farla sta cazzo di guerra. Se no io che faccio? Rimango disoccupato e che faccio? Sto a casa tutto il giorno che guardo Mike Buongiorno che fa la ruota della fortuna? No, caro mio, il mio mestiere è fare la guerra, ma seriamente, non quelle guerre del cazzo che telefono un coffee and qualsiasi e dopo 5 minuti ti fa smettere, ma mica la PlayStation che poi premi un bottone e esce new game. L'ultima guerra non ho fatto neanche un punto, neanche un cadavere. E l'economia va a rotoli, e se è vero che l'economia è un bene per l'umanità, è altrettanto vero che l'umanità è la materia prima dell'economia, e se il mercato è in espansione voglio che sia sotto l'unica bandiera, quella delle armi. Gabriele, hai visto dove ho messo le mie gocce? Ecco, te l'ho preparato in questo bicchiere, ce ne stanno 10 di Valium e 30 di Coramine. Grazie, Gabriele. Lascia stare, dammi qua. Ecco. Questi a me mi fanno morire, vedi? Quello sarebbe il testimone della difesa. Ma qualcuno qui sulla terra si ricorda quello che ho insegnato io? Pace in terra agli uomini di buona volontà. Qua l'unica volontà è quella di far ammazzate. Ma è possibile che non capiscano che gli uomini sono tutti fratelli, sono tutti uguali? Digliela a Haider sto fatto. Haider? Ti s'arridano i monti. No, Rosario. Che le Heidi, deficiente Heidi. È cartone animata, Chi sta animata da pessima intenzione. La differenza lo so. Una cosa la tengono in comune e vivono con le capre, ma per il resto sono diversi. Si può sapere che cosa vuole questo Haider? E che vuole, signore? Non vuole i neri, vuole quelli ariani, quelli con la pelle bianca come quella di Dio. Si è fissato con come la mia? Si è fissato proprio. Perché che ne sa lui di che colore è la mia pelle? Sei extracomunitaria, dici la verità. Tu non ti fai mai vedere perché non tieni il permesso di soggiorno. Smettila, Rosario, e dimmi cosa vuole questo Haider. E te l'ho detto, signore, non vuole i neri, dici che gli sporcano l'Europa, gli inquinano tutti, li vede sempre lavare i vetri ai semafori. Ma perché non li lavano in Africa i vetri ai semafori? Perché non tengono i semafori, Allora devono lavare i vetri alle macchine, corrergli appresso finché non parcheggiano. No, non è possibile. Magari chi l'abita lontano e c'è due colpacce tanto. Vabbè. Senti, Rosario, problema, ma voi europei ci potete andare in Africa? No, noi non possiamo. È proprio diverso il punto di vista, signore. Io ho scritto anche delle poesie su questo argomento. Se vuoi, sì, sono poeta. Te le leggo? Certo. È una, te la leggo. È una, certo. Leggo quella che si intitola Livingstone e Mobutu. Sentiamo. Va bene. Sono Livingstone. Appena sono arrivato in Africa, ho guardato quel continente e ho detto commosso:
la mia Africa, ho sentito una mano forte nella mia. Sono Mobutu. Appena sono arrivato in Europa ho guardato quel continente e ho detto commosso: la mia Italia, ho sentito una mano forte, Catareto, ecco. Sono stato accolto dai selvaggi. Buana, mi hanno detto, andiamo dal nostro re. Sono stato accolto dai selvaggi. Banana, mi hanno detto, andiamo al centro di raccolta dei pomodori, ma bella forza. Sono preoccupato, so che se tutto va male mio figlio diventerà Tarzan. Sono preoccupato, so che se tutto va bene mio figlio diventa tossicodipendente. Tarzan sarà allevato dalle scimmie col suo famoso grido ah ah ah. Mobutu sarà allevato dalle monache col suo famoso grido Umaro. Una volta, mentre esploravo, il mio amico portatore mi ha detto: uomo bianco, quello è il lago Tanganyika. Da oggi gli ho risposto: si chiamerà lago Vittoria. Una volta, mentre vendevo, il mio amico portantino del Fate Bene Fratelli mi ha detto: negro, che è Bergamo. Da oggi gli ho risposto: si chiamerà Tokitoi, Tokitoi de Ura e Tokitoi de Ota. E i bergamaschi Tokitoesi. E non chiamarmi negro, chiamami nero, io mica ti chiamo bianco. Se ti acchiappano i tokitoesi mi ha risposto altro che nero, ti fanno blu. Sono tornato, ho il mal d'Africa, un male che prende al cuore. Sono tornato, ho il mal d'Italia, un male che prende alla schiena, piuttosto forte direi. Mi hanno chiamato all'università, dalla cattedra ho parlato del faticoso viaggio. Mi hanno chiamato all'università, da dentro una boatta di formalina ho mostrato i numerosi traumi. Tutte le notti triste, da dietro i vetri della finestra, penso al passato e a quello che ho fatto in Africa. Tutte le notti triste, da dietro i vetri della boatta, penso alla passata e a quando ne ho fatte in Italia. È un fatto di punto di vista, signore, capito? È solo un fatto di punto di vista. Sottile, piccolo, ma rimane un fatto di punto di vista. Adesso capisco. Voi fate delle differenze razziali. Voi uomini fate schifo, davvero. Siete razzisti. Ma non è vero, io non sono razzista, ma te lo giuro, voglio bene i negri, sono necrofilo, ma te lo giuro, signore mio. Ma fin da bambino, quando mamma mi diceva se non dormi viene l'uomo nero, io appositamente stavo sveglio, signore. Infatti ne sono arrivati 5-6 milioni, ma si vede occhio nudo, no? Ma non è che mancazza, pure quando viene il marocchino che caccia la fotografia dei figli e mi dice non tengo i soldi per mantenerli, e io caccio la fotografia della mia ex moglie e dico ma anch'io tengo i soldi per mantenere a questa. Non mancazza, perché non sono razzista, signore. Sei proprio sicuro, Rosario? Ma cazzarola, ma anzi, ma perché non sta Haider qua, se no vedevi. Haider, giusto. E che gli diresti, Rosario, su? No, dobbiamo stare. Dai, divertiamoci, dai. No, sta già. Una per Haider, dai, Rosario, fai come ti dico. No. Dai. E che gli dica, signore? Gli dica: Haider, ti devono venire le piattole grosse come fagiani proprio il giorno dell'apertura della caccia. Un'altra. E poi gli dico: Haider, devi andare su un autobus e incontrare un gruppo di incappucciati del Ku Klux Klan. E ti metti a fare i proclami e scopri che non sono incappucciati del Ku Klux Klan, ma gli Harlem Globetrotters, che vanno a una festa mascherata, la maschera te la fanno pure a te, di sangue in faccia. E poi devi andare da Bruno Vespa a porta a parlare di razzismo, e una volta che unisci tutti i punti sulla faccia di Bruno Vespa da 1 a 37 per vedere che cosa apparirà, appare scritto Haider sei un deficit e poi ti devono arrestare. Ancora. Ti devono arrestare per un errore giudiziario e ti mettono in cella insieme a Mike Tyson, che scopre che sei fantastico come pungible ma straordinario come fidanzato. E finalmente ti addormenti e scopri quanto è falso il detto che dice chi dorme non piglia pesce. E poi pesce, poi lo spiego pure a te, non ti preoccupare. E poi tua figlia ti deve dire: papà, ho partorito un figlio nero, e tu gli devi dire: ma non potevi usare il preservativo, e lei ti risponde: non li fanno di quelle dimensioni. E anche tuo figlio
figlio ti deve dire: papà, indovina chi viene a cena, e tu pensi con terrore a una fotomodella dello Zaire, un muratore dello Zambia, e poi devi andare alla partita a vedere Austria-Camerun, ti metti in curva e l'Austria segna e tu dici: tieni, negri di merda, e scopri di aver sbagliato curva. Adesso su. Basta, Rosario. Scusa. Ti fai prendere. Scusa, mi sono fatto pigliare all'entusiasmo, scusa. Allora, Rosario, senti, per una forma di divina giustizia, diciamo così, vogliamo spendere 2 parole anche per la sinistra? Divina giustizia, si chiama par condicio da noi sta cosa. Ah sì? Vabbè, come si chiama? Si chiama. Se vuoi faccio una preghiera, posso? Beh, una preghiera è sempre ben accetta, Rosario. Grazie, Signore. In piedi preghiamo. Mio Dio, mi pento e mi dolgo dei miei peccati. Aiuta, oh Signore, l'immigrato nero a sopportare il ministro bianco. Aiuta Bianco a non farlo nero. Aiuta il nero nelle sue notti bianche, mettiamolo nero su bianco. Ora pro nobis. Aiuta Veltroni che a settembre ha fatto la festa dell'unità e a giugno ha fatto la festa all'unità. Aiutalo nei suoi viaggi, ha appena scritto un libro sui problemi dell'Africa, meno male che in Africa c'è uno che ha scritto un libro sui problemi di Veltroni. Ora pro nobis. Aiuta la top model Melandri a capire che l'hanno mandata ad un ministero, non a un martini party. Aiutala insieme ai tuoi santi, San Bitter, Sandwich e Santa Bernarda. Ora pro nobis. Aiuta Veronesi, l'allegro chirurgo, e Rosy Bindi, l'anatra DC. Il primo per aver difeso l'inseminazione in provetta, la seconda perché cerca ancora chi gliela fa la spina. Aiutali con la tua santa sanità. Ora pro nobis. Aiuta Fassino Nosferatu a prendere qualche etto. E ricordati che quando dice i disoccupati calano, significa che calano di 2 chili al mese. Aiutalo insieme ai tuoi santi Sanguisuga e Sanguinaccio. Ora pro nobis. Ricordati, Signore di Savoia, che vogliono tornare in Italia proprio mo che noi siamo entrati in Europa. Che cazzo tornano a fare che non trovano a nessuno? Ora pro nobis. Aiuta, oh Signore. Aiuta Prodi, profugo a Bruxelles, che può tornare solo col gommone se lo sbarcano a Otranto. Costretto a pagare gli scafisti in dollari perché l'euro non lo caga nessuno. Ora pro nobis. Aiuta la Margherita, anche se era meglio chiamarla capricciosa. Ora pro nobis. Aiuta e proteggi Amato e Rutelli. Rutelli verde da sempre, Amato verde di bile. Rutelli così simile a Clinton, Amato così simile alla Levinsky. Rutelli, la nuova generazione che restituisce fiducia, Amato il vecchio socialista che non ha restituito una lira. Rutelli che fa affidamento più sulle elezioni che sulle elezioni. Rutelli che è perfetto. Se capissi pure qualche cazzo di politica, fosse la bellezza, Amen. Scusa. Prego. Scusa, signore. Vogliamo riprendere a parlare dei vostri vizi? Ma quando ne mancano, non abbiamo finito, Rosario, siamo ancora alla lussuria. Vabbè, per il lusso siamo innocenti, signore. Qualche peccato di lussazione, ma... Rosario, ti leggo dal dizionario. Brama sfrenata di godimenti carnali, sensuali. Come vi dichiarate di fronte a questa accusa? Innocenti, signore. L'ultimo godimento carnale e sensuale quando è stata? La posta sta stampando un francobollo commemorativo per darti una roba. Ma pure il tuo popolo, signore, tu ci hai detto andate e riproducete, ma che facevamo? Le fotocopie, signore, vabbè. Poi tu l'hai fatto male, dici gli animali non si riproducono, tu hai fatto la foca monaca, ma come si riproduce la foca monaca? Fai la foca zoccola, vedi quanti fochini che vengono fuori, signore mio. Hai fatto il ghepardo, l'animale più veloce del mondo, la ghepardessa ci casca una volta, poi non ci casca più, signore. L'ippopotamo è troppo pesante, l'ippopotama, quando vede arrivare il marito da lontano, ci viene un panda che sta povera femmina. Oh, asmaro! Ma chi sto mazzo un bancuolo nata volta? Sta preoccupata. Ma pure l'ippopotama femmina, signore, è troppo chiatta, tutte pieghe di larda per tutte parti. La parte femminile dell'ippopotamo è difficile da rintracciare. Si vede nei documentari l'ippopotamo con la bocca aperta, è perché il marito ha sbagliato mira, signore, da a parte scherzi. Ma il povero panda, signore, si riproduce solo in laboratorio, sto povero panda.
con tutti gli scienziati intorno che fanno il tifo, ma è uno stress, signore, vai, forza che ce la puoi fare, ma provate voi, signore, la giuria a trombare con gli scienziati che fanno il tifo, ma manca il grande fratello. Rosario, la vuoi smettere? Qui sotto accusa non è la procreazione o il sesso. Ho capito. È che voi il sesso l'avete fatto diventare un problema. Ma no. Vi siete complicati la vita. Ma che complicati la vita? Non è vero, signore, la vita è complicata. Se tu non volevi complicarci la vita, signore, ci facevi come i funghi che ci riproducevamo per spore. E invece hai fatto sta cosa e la gente è confusa, mo te lo dimostro. Gianluca, dove torna la cicogna dopo che ha portato il bambino? Nella mutanda, Gianluca, dove cazzo torna la cicogna dopo che ha portato il bambino? Ah, ma bella, Gianluca, un poco, Allora, Gianluca, Freud parla di invidia del pene. Tu provi invidia per il pene? No, perché non hai mai visto il mio, Gianluca, se non ti si addrizzava nei capelli, andava, Gianluca mio. Gabriele, allora, l'utero è grande come una pera, no? Scusa Gabriele, scusa, no, mi è scappata, pera mi è scappata, scusa, no, continua, stai tranquillo, tu, stai là tranquillo, che interrogo Federica. Federica, allora, la tua prima esperienza sessuale, eravate più di uno, no? Meno di 12, per avere dei riferimenti, vedete, proprio per sapere. Allora, Federica, tu e il tuo partner fate l'amore più di una volta alla settimana? Contemporaneamente, intendo. Senti Federica, allora per capire, con chi faresti più volentieri l'amore? Con King Kong, Godzilla o l'Arcangelo Gabriele? Tra questi tre mostri, diciamo, chi preferisci? Chi preferiresti? L'Arcangelo Gabriele. Gabriele, stasera si chiama, che bella, che meraviglia. Allora, l'ultima domanda, Federica, faresti l'amore con me per 18 miliardi? Sei imbriacata, signore. Ma come sei imbriacata? È sobria. Ma 18 miliardi, sì, io lo farei con l'ippopotamo per 18 miliardi. Sì, ma ti ha visto da vicino. Ho capito, però. Federica mia, sarà 5 minuti di terrore, ma poi sono 18 miliardi. Ma dai, che è una proposta indecente. La gente è confusa, signore, la gente è Rosario, basta con queste domande, lo vedi che ti stai accusando da solo? Tu sei la dimostrazione vivente che pensate una cosa sola, il sesso. Sì, vuoi forse negare che per voi uomini le donne sono un chiodo fisso? Ma che certo che lo nego, certo che io conosco uomini che non ci pensano proprio alle femmine, signore. Tengo qua dietro un testimone. Rosario, un altro testimone come quelli di prima e hai chiuso. Sei scettico. E ti credo. Lo vado a prendere, scrivi, ma che scrivi a fare? Non sai scrivere, che scrivi a fare? Vai, lascialo stare. Signore? Che vuoi? Senti una cosa, ma è così complicata sta cosa la riproduzione? Gabriele, è complicatissima. Eppure pensa che nel mondo ogni secondo una donna dà alla luce un figlio. Mappa, che è una mitragliatrice. Senti una cosa, ma i bambini prima di nascere dov'è che stanno? Nella placenta, Gabriele. Ah, placenta, quella che fa bene ai capelli? Sì, quella che non hai usato tu, Gabriele. Ma che fa sta testimonianza? Allora, Maronna, come mi sento agitato, mamma Rugarmi. Allora tu sei tutto quanto quello che devi fare, d'accordo? Maronna, che agitazione. Buongiorno. E lei che mestiere fa? Sono stilista. E come si chiama? Volta e Gabbana, sono stilista Volta e Gabbana. Sono qua per dimostrare che non a tutti gli uomini piacciono le donne, infatti tutti gli stilisti riescono col buco, diciamo. Però quasi tutti, se uno va a controllare. Kumari, porta fuori Rambo che deve fare la pipì. Rambo è il cane, schnauzer, gigante nero, sesso femmina. Kumari è il cameriere, filippina, nana, gialla. Sesso non l'hai capito mai, la verità. Io sono proprio lo stilista di Storace. Sì, quegli occhialetti rotondi che porto, gliel'ho fatti io, so 30, anche 31, 32 volendo andare a controllare. Insomma, io gli faccio tutti i capi, a quasi tutta la destra veramente, perché sono d'accordo su tutto il programma, quasi tutto il programma. L'altro giorno è venuto Storace, stavo guardando Beautiful, doveva fare la prova di un capo, diciamo, stavo guardando Beautiful, l'ho sentito bussare alla porta, toc, ho detto, chi sei, Rich? Ha detto, no, sono Storace, Maronna. Il cuore mi è saltato in gola. Ho spento Beautiful e gli ho dato 2 palle di capre sulla porta, perché lui ci tiene, quando entra gli dico che so di un omosessuale, se no prima o poi ci inghioda le mie. Ho aperto la porta, sono sbiancato, mi ero scordato che tenevi il baby doll e le scarpette Cenerentola. Pareva Fatina e Peter Pan. Mi volevo sputare in faccia. E mi sono sputato in faccia, la c'è chiappata a vula.
Comunque è entrato, abbiamo fatto le prove di questa giacca, lui mi aveva chiesto una giacca frivola di paillette per la sera, no? Siccome per numanza gliel'ho fatta di pagliarda, ci ho fatto una stronzata. Comunque durante le prove sono riuscito a trafugare un ricordo perché io sono collezionista. Ho rubato la mutanda di Storace, guarda, è una cosa. Lui è elegante perché la indossa con la canottiera di rete nera che gli sbuca da qua sotto, guarda, una cosa, proprio un tocco molto carino di eleganza. Comunque mentre stavo facendo queste cose ho detto a Storace, dico, senti Storace, io sto di là, sto facendo un altro lavoro con la Carmen, che è una ragazza sudamericana, e sono andato dalla Carmen, veramente si chiama Pasquale, comunque tutto quanto la chiamiamo Carmen, no? Dopo un po' che è arrivato Storace, ha dato un calcio alla porta perché è assai intemperante, mi ha trovato inginocchiato davanti alla Carmen, guarda, il cuore mi è saltato in gola e non era l'unica cosa che tenevo in gola in quel momento, guarda, sudavo come un babà, non sapevo che fare, non sapevo che inventare, gli ho detto guarda, extracomunitaria va punita, me la sto mangiando, non sapevo che cosa dovevo inventare. Bravo, mi ha detto, mi ha dato una pacca sulla spalla, mi ha scombinato tutto il cervicale. Tant'è che quando è arrivato Casini che doveva fare le prove del vestito della Cressima ero completamente scombinato. Gliel'ho detto, dico Casini mi torna domani che tu già è difficile prendere le misure che si figura mitologica, metà uomo e metà Berlusconi e non si capisce niente. Mi sto pure scombinato e infatti è andato via, non mi è arrivata pannella, guarda, mi ha fatto forfora per tutte parti. Ho detto ma che tieni? Dice sono i radicali liberi, sono i radicali liberi. Dico ci capite, bello fra, ma usate un uccello, no, usate un uccello. Dice sì, guarda, usavamo gli uccelli ma non l'hanno ancora sostituito. Comari, parte fuori rampa che deve fare la pipì, ma bella. Il giorno dopo mi ero appena rimesso, mi è arrivato Bossi con la sua eleganza classica, famoso in tutta Pontida, che io glielo dico sempre, dico tu stai tanto incazzato che profughi perché ti vesti come a loro. Differenziati, no? Dice sì, infatti sono venuto qua, dice volevo un vestito per un matrimonio druido, dice volevo un vestito verde. Gliel'ho fatto di cicoria, che aveva fatto. Ci ho fatto i pantaloni verdi, la giacca verde, la camisa verde, la cravatta verde, la cappella verde, pareva un albero Natale, comunque contento lui. È andato via, uscendo, ha detto poi per il conto passa a Berlusconi, dico ma perché viene un cavaliere? Dice sì, viene un cavaliere, sudavo come un babà. E infatti è arrivato il cavaliere, ha parcheggiato cavallo basso palazzo e si aiuta, no? Io avevo preparato il caffè, ero agitatissimo, guarda, veramente un'agitazione. Ho detto vuoi un caffè? Lui mi ha detto tu lo prendi corretto, ho detto ecco la mano scoperta, dico no, lo prendo con la bocca come tutti quegli altri. Dico la vuoi sta tazza di caffè o no? Ma bella, andiamo per il sodo. Dico la vuoi sta tazza di caffè sì o no? Sei ingazzato, guarda. Dice noi siamo coerenti, io ne ho preso una tazza stamattina e siamo contro l'aumento delle tazze, dico per cui non la voglio. Dico vabbè non ti incazzare che ti viene in ruga, dico tu già sei anziano, dico ti può venire una cosa, perché è un bellissimo vecchio, guarda, vabbè la pappagorgia, le rubelle, belle. Che gliel'ho pure detto, gli ho detto guarda tu devi fare arrestare quelli che ti ha fatto in fotografie che stanno in giro per tutta la città, non ti rendono merito, pare in fotografia la prima comunione, dico non è carino, ti hanno fatto troppo tirata, che se chiudi gli occhi scorreggi, dico non è una cosa bella, ti hanno fatto che la pettinatura pare Moira Orfei, dai veramente. Sei ingazzato, dici comunista, omosessuale, dico non so comunista, lasciate perdere il fatto dell'omosessuale, è che sta assai nervoso, che sta facendo la squadra, allora la loggia alla Camera, e Maroni al Senato e Topo Gigi non sa dove da mettere, ma pure che lo fatto che è troppo coerente, ha scritto tutti quei manifesti, le città più sicure, le città più sicure, le città più sicure, per coerenza è dovuto andare a vivere in campagna, guarda. Che i contadini si sono pure incazzati, hanno detto ma come la città più sicura ci manna tutto quanto cama, bene. Comunque sono riuscito a trafugare un ricordo anche al cavaliere, che stava mutando del cavaliere, ma chissà che coppo cavallo senza mutande come si sta. Perché lui è romantico e ci fa ricamare le frasi sopra la mutanda, capito? A parte posteriore sta scritto aiutare chi è rimasto indietro, guarda, è tanto romantico, è tanto romantico. Davanti sta scritta diritti anche per i più piccolini, guarda, è romanticismo veramente tanto carino. Comari, porta... Ma che è impazzito? Rambo, porta fuori Comari che sta sculando tutto sangue in coppo tappeto. Ma se ne vada fuori, è completamente fuori di sé! No, io non ce la faccio più davvero, adesso basta veramente, ma dove siamo? Qua in un circo, questa è un'aula di tribunale e qui si sta facendo un processo, anzi se Dio vuole, e io lo voglio, siamo arrivati in fondo.
rimarrebbe da analizzare l'ultimo atto di accusa, la superbia, ma è inutile andare avanti. È già stato ampiamente dimostrato che voi uomini qualunque siete preda di tutti quanti i vizi capitali e quindi anche della superbia. Basta guardarvi per capirlo. Infatti, invece di chiedere perdono, Rosario, e ammettere di essere un peccatore, ti permetti di contraddirmi e ribellarti al mio divino e infallibile giudizio, superbo e peccatore. Io superbo? Sì. Il mio divino e infallibile giudizio? Beh, guarda. E io sono superbo. Rosario. Ma tu guarda da quale pulpito viene la predica, mamma mia. Signore del cielo e della terra. Si capisce? Ma fai una multiproprietà, ma bella. L'essere perfettissima ti verrà la forfora pure a te, no? Anzi, sai che ti dico? È che questi vizi capitali li tenete voi ricchi e potenti, i poveri vizi capitali non li tengono, lo dice la parola stessa, capitali, dove cazzo li tengono i poveri capitali? Ma prendi l'avarizia, signore, se i ricchi non fossero avari non sarebbero neanche ricchi, ma pure tu la terra promessa, e 7-8 mila 10 anni che hai promesso con la cazzo di terra, guarda che bordello che sta succedendo. A parte il fatto che hai promesso la terra di un altro, ma non voglio neanche entrare in argomento. Basta, Rosario. Ma pure i tuoi vescovi, dai beati poveri da dentro la Iacuzzi, lo dicono. Preghiamo per quelli che hanno fame, ma preghiamo dopo pranzo, se no ci passa l'appetito. Ma pure l'invidia, signore. Ma i poveri non si invidiano. Hai mai sentito uno che dice un c'è che invidia per Ciro e Stefania vivere in 5 in una stanza e se puzzano e fama? Al massimo invidiano Beautiful, ma non è novizia, è una stronzata, signori miei. E per non parlare della gola, che è un vizio dei tuoi rappresentanti. Basta, signore. Rosario. Ma sì, hai mai sentito dire il boccone del cassa integrato? No, si dice il boccone del prete. Hai mai visto il Papa da McDonald's? Mai. Ci stanno 2 miliardi di persone che non si possono permettere neanche il mal di gola, signore mio. Suor Germana con le sue ricette, se vai in certi posti si mangiano direttamente a Suor Germana, signore mio. Ma come da avere in capo, signore, ma pure la lussuria, signore mio, i tuoi rappresentanti sono lussuriosi, signore. Don Ginepro, per evitare che noi ci toccassimo, ci toccava lui per darti la regolata. Il Papa si mette a scrivere i libri sul sesso, ma che ne sa sto Papa? Ma che ne sa? Non l'ha mai fatto, non è plausibile, no? È come se Gandhi scrivesse un libro di ricette, signore, non è una cosa plausibile. È come se Giobbe Coatte scrivesse un libro, non è una cosa plausibile. È come se Valeria Marini scrivesse, non è una cosa plausibile, signore mio, non è plausibile. Il Papa è tanto fissato, signore. Mamma bella. Che sto Papa che è tanto fissato che ce l'ha tanta con i preservativi, lo posso pure capire, li fanno strani alla fragola e al mirtillo, boh, forse per ottenere l'effetto calippo, non lo so, non lo voglio neanche sapere. Ci hanno preso per deficienti, ci scrivono le istruzioni per l'uso, indossare solo dopo aver raggiunto l'erezione. Lo so da solo che non si mette col calzascarpe, lo so, sono strani ma sono comodi. Il Papa è tanto fissato con l'8 per 1000 dell'IRPEF, non gliene frega un cazzo dell'8% dell'herpes, signora mia, ma bella. A parte il fatto che questa lussuria ci poteva venire anche meglio, il problema è che tu sei pigro. Io pigro? Sei pigro, appiccicoso, come si dice? Che ma tu sei ignorante. Tu sei invece pigro perché se non eri pigro ci facevi meglio e la lussuria veniva meglio. I piedi e il culo delle donne li facevi a temperatura ambiente, signore. Ma perché le femmine non possono avere una circolazione normale, signore? Non esiste niente di più gelido nell'universo nei piedi e del culo di una donna. Finisci male, Rosario. Ma facevi meglio anche il controllo dell'eiaculazione, signore, ma no dopo che è successo, dopo che può controllare, voilà, che bella eiaculazione, prima si controlla, che il problema è che lui e lei non vengono mai insieme, lui al bagno e lei col bagnino, e quello è il problema, signore mia. Lui e lei sono incompatibili, quando lui arriva prima che lei arrivi, ma che lei arrivi in camera, e quello è il problema, che è pure imbarazzante che chiede a una sei venuta e quella ti risponde non mi sono manco avviata e va cercando pure il rimborso del biglietto, signori miei. E poi gli orgasmi li facevi chiari, dai, chiari, l'uomo si capisce quando ha avuto l'orgasmo, la donna inventa di qualche cosa, fa che s'appiccia un naso. Ma cosa dici? Ma ti rendi conto? Organizziamoci. Siamo andati oltre, E poi, signore mio, facevi meglio anche l'anatomia, ma l'anatomia maschile, dai, pistolini tutti delle stesse dimensioni, signore. No che uno 3 centimetri e quell'altro po', che
che quando ti va a fare la doccia dopo la partita di pallone ti sembra di essere bollicino là dentro, che è un problema che risale alla più tenera età, che il righello a scuola si portava esclusivamente per misurare chi lo teneva più lungo, signore mie. Non so se le bambine andavano col calibro, questo non è mai stato da sapere, vergogna! Quindi li facevi tutti uguali, signore, tutti da 15, va bene? Da 20, va. Da 30 e che non se ne parli più, signore. E poi li facevi sempre belli dritti, che è questo su e giù, quasi sempre giù, che per avere il piacere di vederlo su bisogna aspettare la mattina quando è un fatto idraulico, che non serve a una mazza, signore, mica può pigliare l'appuntamento con la fidanzata, no? Vieni alle 8:15, mi raccomando, puntuale, che se arriva alle 8:25 non se ne parla proprio, ma belle, sì. E facevi meglio anche le donne, signore, anche le donne, di pipille gliene davi 2 per una, che una se la tenevano bella stretta come piace, allora, e quell'altra la distribuivi. Adesso stai esagerando, Rosario? Adesso basta sul serio, Le zizze le facevi regolabili con un bottone, perché sia un bel dire che le dimensioni ideali sono quelle della coppa di champagne, sono molto apprezzate anche quelle delle dimensioni del secchiello. Basta, Rosario! Guarda, ora sono veramente irato, mi hai scordato l'ira, ma tu stai sempre incazzato, signore. Tu stai sempre incazzato per via la torre di Babele, ma tu una cosa che è successa 1 milione d'anni fa, ancora i bergamaschi siciliani non si capiscono, signore. Panamela hai fatto quello poco, signore mia, Panamela. Donna, tu partorirai con gran dolore, uomo, tu lavorerai con gran sudore, se troverai lavoro sempre. Panamela! Rosario! Ho detto basta! L'ira, con la virgola ira, è che la cosa là, l'ira. Io sarei irato, Tu sei irato, io virgola rata, che è la cosa là. Ma no, Rosario, ma come ti viene in mente? Ma no, guarda che furbo. È solo che non voglio più perdere tempo. E quindi arriviamo alle conclusioni. Arriviamo. Avvocato, l'uomo qualunque è accusato di vivere nel peccato, preda dei 7 vizi capitali che sono alla base di ogni male. Come si dichiara l'imputato? Innocente, tu come ti dichiari, signore? Signori della giuria, a voi l'ardua sentenza. C'è delle palette da una parte innocente, da quell'altra colpevole, votate! Due innocenti e un colpevole! Innocente, signore! Benissimo. Dopo tutto quello che mi è toccato di sentire, questa è la decisione della giuria. Giuria poi. E allora io, che sono l'onnipotente, il giudice supremo, decido che qualcuno deve pagare. E quindi di mio libero arbitrio condanno la giuria. No, Federica e Gianluca nel girone dei lussuriosi. No, che Emilio Fede no! Cosa c'entra Emilio Fede? I leccaculo non stanno tra i lussuriosi. Ma andiamo su, ma Rosario. Non lo so, lui non lo sa, io non lo so, non lo sappiamo. Gabriele nel girone della cocaina. Te lo svuota, signore. Ti preoccupare, è un girone esposto, diciamo, c'è sempre vento. Chi la nota vuoi fare un trasloco? Io ti dico, va bene. E ora, Rosario, condanno pure te. Ma manna soldi. Non mi interessa, 3 secoli di palude e stigia. No, sì. Nella cacca fino a qua. Scalzo. Ah, pazzo fa. Seduto però. Ah, pazzo sottare un boccaglio. Sì. Bella come. Ma prima di applicare le pene, voglio che tu faccia ancora una cosa. Scrivi. Prendi carta e penna e scrivi. Un momento. Spicciati. Un momento. Quale momento? Via i 10 comandamenti che tanto nessuno li osserva e sostituisci con ama il prossimo tuo. Ama il prossimo tuo come te stesso. No! Voi stessi vi amate pochissimo. Scusa. Ama il prossimo tuo, punto. Punto. Però aggiungi tra parentesi, piccolino. Ci capi? Hai capito? Hai scritto? Sì. Rileggi. Ama il prossimo tuo e piccolino tra parentesi, divertilo se ci riesci. Bravo. Grazie. La seduta è tolta.
Silvia Falzarano. La compagnia del 2001.